Modas, sas bogues de sos cantadores a tenore. Su podcast de su progetto Modas. Su tempus de oe, su passadu e su tempus benidore de su canto a tenore, contados dai sos cantadores e dai Bustiano Pilosu. In custa puntata Bustiano Pilosu arresonada cun Cosimo Capra, cantatore a tenore de Torpè. Cosimo si est appassionato de tenore canno fui pitticu, una passione ligada a cussa poesia, una arte che ha respirato in domo zei de pizzinnia. Bustiano e Cosimo arresonan de poesia e de tenore in Torpè, toccando argomenti diversos, commenti sa registrazione de sas garas, sas sottadas mannadas a memoria de sos appassionados, tutto signos de una grande cultura poetica e musicale. Iscultate Boscomo, sa resonata de Bustiano Pilosu con Cosimo Capra. Cosomè, tu sei zigo per un anno, ma de pago una paia di annos. Non meda, ma... Una paia di annos per un anno. Ma non siamo pesados a su manco vinzas a salmedias, fimmus su matessi ambiente torpino. Come te paesanos in oghe, in bidda. E fi bello, non so verità, a vivere in bidda a sos tempos. Fi bello meda. Poi io mica sono andato a studiare a Castello. Tu hai alleato una camminera a Zigo Brusu atteso che sei andato, ha fatto un altro viaggio e che sei spasato in Milano, che ha bifini sorres tuas e a te lo spaesano il nostro, e che sei spasato in Milano e hai studiato in IE, puoi diventare geometra e poi che sei girato. Quando vi spizzino ti sei appassionato meda, innanti sinammo del su tenore che abbiamo sus companzos che cantaiano e bas provato su disco, poi mi lo contas. Ma poi dessa poesia. Come te questa questione? Fa che mi su conto di quando in Fratelli Do, Franco e Cussos. No, a narrare sa verità, due cose al bar principale che mi hanno battito a conoscere questa poesia. La poco notte in famiglia, che abbia no che babbo cantai in poesia, babbo no da esa parte de mamma che a podento insomma zio meo e sa famiglia de esa parte mamma hanno trattato sempre questa poesia e già tu velischi e vini ma lo deppimo narrare però, che vini. Ecco no ma potevi narrare che suo frate de Mannedu è stato uno bravo poeta, zio mio, suo frate mamma su Mattessi, ma soprattutto è stata casa ida de Torpè, è una ida de emigrazione, de emigrados. Certo, ha fatto danno in vita a sa poesia a mancare tutto questa gente. A sa poesia a Sattero, a su resta ha fatto danno a su tenore, a su cantico a chitarra, a tutto su cantico e a tutta sa cultura sarda, a mancare tutto baris questa gente. Tutto giovanos. Bada, hai fatto su conto una volta che riavvagare una bella ricerca all'iscrivere e allo scalcare buru, vada su manco 1000 persone de Ida, de Torpè, che sono andati a Roma, tra che sono partiti e nasciti in IE, che gente che ha fatto famiglia in IE, ma gente che si è cambiata la famiglia in 3 in IE. E sono anni 60, a fine di questi anni 50 e 60, sì che sono andato a Roma. Ma siamo stati a Bidene, su Marco, che in siamo emigrati in Germania. Quando chi era una bidda... Ti firmo un minuto. De una ida che devi sempre il 2.000 abitanti, il 2.013 su massimo, non abbiamo mai brincato su stremizza tra centro e frazione. Non che siamo acculziati in certi periodi, però brincato mai, quasi non lo abbiamo iscritto, che fa che brinca questa categoria del suo comune. E comunque siamo stati a Tocchepone adesso stremizza. Emigrato spacos in Francia, spacos in Olanda, però su... E ti abbiamo in Belgio pure. In Belgio meda. Però su Brusu sì che sono andato in Germania. E
questo è stato una cosa finalmente del buono, no? Il sumario è stato un buono che gira in suo emigrato e non sono attivato un registratore, casa gente in vita, itte tenia da divertimento su tenore, so scanti cosa a chitarra che non dobbiamo dimenticare, e sa poesia. Sa poesia, vista a festa di no. E mamma mi narai sempre che su queste cose me ne ascoltai in mamma, no? S'archivio storico, quindi fin mamma che è mancata come a 99 anni, un anno fa, un anno e mezzo fa. In vita mi cantai fino a 3 sere, sono poeta. Cantai in frazionato, a volta di die, posso... Abbiamo il faidende dei poetas improvvisadores. Dei poetas improvvisadores. Siamo il faidende dessa gara. Siamo ammisturende esa cosa, no, scomente a me meste cominciata questa, mel bene da questa passione a sta poesia, prima di tutto, fino adesso tenore adesso cantica chitarra, che non spiega che questo pure. Andammo benissimo, sono amici di zio Almeos, che sono partito dai Tom, sono fratello di mamma, emigrato, no? Salvatore e Mario. Tutto tenia il suo registratore. Salvatore che il girato che induno, poi che induno Grundy, 240. Su primo vidi 120. Poi fino a Batto Spisa, 2 pistas e a Batto Spistas. Venia Giulietto Tufoni, che vide amico il Soro, che ha sconnotto come cantatore a tenore, però tenia uno geloso e tenia un donnastri che non minoreddo. Tu hai bessa che io appo recuperato che su tempo su unico nastro che ha registrato un amico nostro, amico e parente, Giovanni Pau, poeta pure, un bravo poeta. Issa tenia tanto 26 anni, fu emigrato in Germania, in Augsburgo. Giovanni pure in Augsburgo. E in Augsburgo potevano leggere uno con zeri comunale, so storpinoso, e nie. Cabindaia da Chentinaia, su capo di tutto, vidi un grande poeta. E Fiseddu. Fiseddu Pau, parente e amico, l'ha connotato a Manno, che l'ha partito... Quando è storrato da emigrazione dal Muscolotto. L'ha partito una cosa, un albero genealogico, l'ha partito io di tutto, sa parentela, come si è sviluppata. Parentela nostra. Si fece lui tra sos promotores di una delle prime gare, la prima in Germania, su 60 battoro, in Augsburgo, la gara di Augsburgo, che è sta barrata famosa, giù a Iacchimantanno stando. Mario Masaleddu, che ha 28 anni stando, e Zizi, che ha da calcando in più di Masala, che Zizi vede su 29. 28. 28 e 29 vi Pazzola e Masala vede su 30 chimbe. De Zizi nammo su est de su 28. Est mischino che è il galufio. E quindi è tanto fimunende che in questo registratore il Battiana questa si riunia quando begirà in custoso tutti veniva sempre andando a ascoltare questa gara, che ha avuto una gara fenomenale e resta ancora della sa più bella gara di questa storia. Però prima di questo vi visto il disco, ecco io un bel po' conosciuto sa prima cosa che ha conosciuto la poesia e cui vi visto il disco che hanno inciso Masala e Pazzola e cui è nascita una simpatia. Però il Giamannittu, cioè in un senso la mobigara che noi si imbida, io mi ammento su manco po' me dinaro, che Babbo, che vi appassionato a macchine di questa poesia improvvisata, sì, ise meso caddureso a tenore poi video che malano, non vi cantaiata, non li piaghia manco che me da Babbo. Ma fi pesato da manneddu proprio appassionato di poesia. Mi le aiada a Pratta. Ai bizzineddu de nuda, io la poesia, la pintesa che come te narra, quando Gallo viene sul latte. So rifende a questo. Quando vi molta mannedda sa mamma de Babbo, fisso 60 chimbe. Babbo che ha molto sa radio, che tanto si usaidi. Geo tanto tenia 8 anni, fia pizzino minore. Ischia, a memoria, sa moda de Pazzola per sa Sardegna, po prima so Siberico Sant'Enio. È bellissimo. Sai Masala, Nuoro e provincia, Nuoro per Sardegna importante. Tenia 8 anni. E m'ammento che venivano andommo alla pedina Marino Bandino, lo mandai a Anna Maria Bandino, che vidi un anno
o 2 anni per mano di me, e veniva a pedire sul disco. Zirai questa cosa, non tutto poteva antenne, magari uno tenia d'uno, uno tenia sattero, poi vivi con incisione emigrante e sposa, Masale Pazzola, e tanto quando sono emigrato che ven fuori, veniano, pone questo disco, e calicuna femmina che ha suo marito o suo figlio in Germania, che li fa là in lacrime. E quindi questa cosa è partita dai tanto, da quando tenia 15 anni. Che sul primo disco che hanno inciso vi prima di tanto, Masale Pazzola, fin proprio giovane, proprio pizzino. S'altra cosa che mi ha battuto a questo, io stai a prove del suo palco, no? A fianco del suo palco si può tenere 2 passi e bambo stento, medas voltas, sos poetas a canare, canol domandaini e fini qua su gabinetto. Posso poeta, ma mento una volta m'anno però, ma sa la serra su tema, colo io coi, ma andato devo andare al gabinetto, andiamo, accompagnato andiamo e quindi questa cosa è nascita dai tanto. E voi veniate il ballassa che sos poetas proprio, no? Ma no, certo, poi mi gramai da me, non isco buitte, non fia incomittato, non fia coi, non fia gai, andommo, sos poetas a manicare, andommo tu, anda bene. E non era, ma sorra me a fare la manicare, che poi caliccuno noi fimmo su medas in famiglia, grazie a Dio, e sorra mia già bisogna stata nel suo comitato, SNB Pazzola, Giovanni Seu, Antoni Piredda, Masala, Soggiu, a un certo punto poi non per bene tu blues abito nuovo. Me l'ha dispiegato isse. Io una volta a parregionato che isse che di questa questione è mannato non bienzo che beste sa festa in bida e salmattessi dies io non posso lasciare Bonorva poi ne repo a Torpè. Una volta, e tu, ma non che sos poeta non lo spieghiano, sos che bevini, sos che hanno cantato sempre bene, che poi questa gente che si lamenta, ma si lamenta, beh, sempre stata, scommo, besti stata de anni fa, che 20 anni, su 1970, sempre besti stata, si lamenta, de galisi sia cosa. E abbiamo sposto, cioè io e tu, che subiate Beppe Burco, abbiamo organizzato, abbiamo sposto 30.000 franchi per omine, e abbiamo battuto a Soggiu. Non è che lo abbiamo sposto noi solo. No, in 100 persone, abbiamo cercato 120 persone siamo arrivati. Capendo bene tu, una ventina dai foraburu, de basata e calicuno del tenniscole. E ti lamenta, che hanno iscritto che l'abbiamo organizzando e che vedi a numero chiuso come si narra, che vi tancata a curdos che non scuotaiamo no, a intendere magari su salone parrocchiale. In passato bene a che li schire e hanno fatto hanno mandato un gruppo a non sprecontare, ma non spottimmo scuotare noi pure benimmo. E a me è stoccato di andare a accompagnare a fare rammanicare, a organizzare chi sono poetas e l'ha ponato, zio beh, voglio precontare una cosa. Ma buttano queste storie di blues a Torpè a cantare. Annato, come ti spiego? Ma io li schia già. E volta è che non l'hai annato. Ma io li schia già. Tinaro poi da it li schia dai su 77. Su 77 hanno fatto una gara, io bevi su Cinamo, che abbaia da Barrato, Dinari da Savesta di Nonoghi, bevi Silvio Ruglio, Subiato, in comitato e Giovanni Rosetta. Savesta gara l'hanno fatta. Ma vado a Barrato Dinari, attimmo sos poeta, al battimmo a Soggi a Seu. A Natale. A Natale, su 30 di Natale. Sa seconda ottava, dopo so saluto Soggiu, ha cantato con un'ottava, se che magari di Lanaro, se mi lamento, no è che mi lamento, annato, sa lamenta che invidia tutto iskin che sa festa este Nostra Signora Sosanza, lo so. Su 8 dei capitani. Su 8 dei capitani, però poi noi se sa festa dei non. E di fatto Soggiu annato si lamenta schintendo in questa zona che non cheglio tornare al luogo d'ou, ma ha fatto sempre accoglienza ona di ospitalità di Alda Dubrou. Pogai che s'avvesta di non ou, vamos a festa dessa nostra patrona, e se ne s'avvesta di Nostra Signora non mi piace da bessire ora. Su 77, quando noi lo siamo battito su 91, che in Bustiano,
Ma è stoccato debbero tornare a precontare, poi idere a bideritte naraidi. Casarregliono poi è sprullongo. Annato, che gli spiegare una cosa, Annato. Sa die che bessa festa dei non vamo noi spuru a festa. In Bonorva è il Maria Bambina, però sempre sa Madonna este. In Sardegna va 78 feste, Annato, sa die. So giù le schia a nata mia, potrei scrivere, no, mi invitano a Donzilogo. E lo credo, appena debbo si invitano e che dirate sta giornata da puro, no? Questo è. Però Annato come non andrà là. Ascoltate, apponato. Io non sono in comitato, però papà amico sono in comitato. Sì, la vaghiamo su 7, non bienzo. E se la vaghiamo su 6, sa gara, Annato, manco su 6 il bienzo, Annato, che stai a probe a su 7, non bienzo. Ma posso chimbe? Annato. E te cosa Annato non va bene, no? Non va bene, ascolta Annato, se la vaghi del suo chimbe, benzo. Io zappo diretto, uno del suo comitato, mi informo, Martina Magrini del comitato, un amico nostro, no? Martino e Guglieste. Come binenare a Sosattero? Bilisapponato, bilisannato e prenottano a Soggio, questa cosa l'abbiamo fatta noi sì, prima di Sant'Andrea, posso Santos, e il dia dopo telefonano a Peppe Soggio e li invitano a Sughimbe, hanno organizzato, come perché hanno fatto Kimbo il dia di festa? Sì, una festa più lunga è stata. Che noi insomma, Peppe Soggio bideniamo abbiamo mancare in vita non lo sparia giusto e questa volta hanno fatto una gara che è storia come la buscata che qualcuno l'ha posta in YouTube e anda bene la seconda è scusa su questa volta che l'hanno fatta beste e sul museo de Peppe Soggio dessa poesia in Bonorva beste battero chimbe ottavas che mi hanno domandato di collaborare con lo Zazzuare e bisogna questa ottavas che a zappare ottava al gai precisa de descrizione finza di tendessa poesia di come te funziona sta gara è una cosa da barare a buca aperta infatti e poi è registrata finza discretamente dai. Bene, la abbiamo fino in video. Noi sì, poi l'anno dopo è stoccato dei Torrarene su Ghimbe dei capitani e hanno fatto un'altra gara bella, canta cussa. Ma poi narrare, poi tornare a su principio nostro, andiamo di quando commentiamo con noi sa poesia, è sempre seguita che in questo disco di Masala e Pazzola, poi anno dopo ha inciso Soggio che Masala, Soggio ha inciso Albatto di Staglione, che Masala ha inciso su Divorzio, Babbo e Fizzu e basta. Masala e Pazzola hanno inciso meta, tu venimmo a Zigo Geo è uno fratello mio, Guillino, non che siamo su in Chimbicento, se calcolato che nia magari a fare qualche colpigare denore e cantiamo scusa imparata su Pastore avvocato, cantiamo su Emigrante sposa che devia rende, poi Bivini incisa dai Masala e Pazzola s'unica poesia andiamo su non è una gara però è tema fatto in un'echina sa femmina antica e sa femmina moderna e imbriagone e muzzere. Poi su tempo sta zichetto colada, io che sono venuto del battol di Cannoso, io che sono andato in Brizzichetta, che in zio meu a Budoni, a ascoltare esa gara e registrata Zizi e Soggio. E Zizi pure ha fatto una bella gara, ma bella vero. Ti firmo un minuto. Che gli tornare a Zico a Saida nostra. A suo rapporto de Saida che in sa gara. Che parla il meu, come sa cosa è scambiata meda, che tutta la gente che noi siamo sconnotti e che nos ha imparato a ascoltare la poesia in questa maniera, che noi siamo stento esempio di questo. Tu hai almentovato questa famiglia tua, io posso tornare a questa mia, ma poi teniamo Saida in trea che nos ha dato esempio, che andiamo tutti che sagradea, a nossere, non vi fai dai niune, vai ad un rispetto di abbarrare a bere a buca aperta e fimmus in cue.
E sul rapporto de saida che sa poesia è importante. E sa gente, sa gara che vi cantata, a barrai di sa memoria, cioè si mento vaia finza al dopo, un montone oltas. Da ite las conoschiamo noi, certas ottavas che ha cantato mille oltas a tenore, tutto. Sa gente a me l'ha contato Salvatore, zio mio, e cosa come ha parlato, come te faghiaz il boi, sai schire che non vai al registratore. Tanto si poniano in 8 o in battoro, fu più difficile in battoro. Se viene in 8, donzune tenia suo compito suo. Uno che scrive sa primo verso, o satteru su secondo, cuddu su terzo, cuddu su quarto, se no su primo iscriada su primo il duo il verso, satteru iscriada su terzo e su quarto, su quinto e su sesto, poi cuddu iscriada sa serrata. Dai, cussu ammulgaras in treas, che Salvatore Chisu, s'amico nostro, non la scontai di cui, la si scriva tutta a memoria. Scuso che Dezzi Antoni Biredda e De Virasa. Gente che poteva imparare tutto su sera, nende poesia al de Garasa. Sì. Cioè una cultura dessa poesia, cioè Salvatore che almeno fa, Salvatore Chisu, noi nos abboiaiamo, canta a sera scammuscolato. Che non scontai tutto, come pesave, quando esti l'amore, tutto questo sa dai te la si schimmus che sa gente non è che tenia una memoria perfetta, sì, capita che uno che sta abituato sottava si lamenta, però esca che la si scria da sa gente, ti commentare sul tema, sa risposta de satteru e gai, sa gente in bidia si è fino organizzato se la si scria. Poi tornammo a sos emigrados, hanno cominciato a battere sul registratore e hanno cominciato a registrare. Geo per esempio non ti ne parlato mai, magari appo de Chinas e de Chinas de Garas de Torpè. Io appo cominciato a decogliere da quando io non le registraia, però zappata possa banda. Andappo in registratore sa bobina, andappo digitalizzato meta quasi tutto, che mi dia piacere una die che questa sala si apprena, che io questa chirca che fa non solo in Bidda ma in tutte le frazioni di Budoni. Ho 2 dischi che sono andati a Bolottana, che siamo andati a Borticare, che siamo andati a Bonorva, in Troenotte, a Saida de Cafino Contine, a Donzi Logu, a suo Campitano, a registrare, che a me mi piace non solo all'iscrivere io, che è un'opera che dobbiamo fare che sposta poesia sarda. Non è solo po gusto. Poi torniamo a sa nostra, a saida nostra, che vi davvero gusto. Io non da poco conosciuto me in video che vi cantai in poesia, con il zio, so che abbiamo conosciuto noi spuru, casa gente che vi fuori da ida. E non lo siamo sconnotti che vi cantai in poesia, lo siamo sconnotti perché altro cantando a tenore, facendo serenatas. Poi a un certo punto, dai anni 70, sas autorità magari hanno privato fino al de cantare a tenore e de cantare in poesia in fuori de notte e de fare serenatas e tutto questo abbiamo che su mondo poi te usiamo a andare questo luogo comune narrano in italiano, no? Chi este su mondo è scambiato, noi siamo scambiati, che siamo scambiati che chi è emigrato, chi è che sta andato per altri motivi, nos hanno fatto cambiare pure. Nos hanno abituato in altre cose. È arrivato un montone di cose, nos hanno abituato a questa televisione, questa festa per esempio a Dolumanno come i dimmus che non battono in questa poesia, poi te canarana che solzovano non la seguono. Che è bella nata poi. Abbiamo ragionato un mese fa che Bustiano, che dico bindi che zovano che siamo dati in una compagnia di Vrasca che bevini, di Sant'Antonio che bevini, poi sono nostro, e te nos hanno preguntato, siamo cantoni di Sanremo, che abbiamo a prova di Sanremo. Nos hanno cantato, nos hanno domandato a me, a Bustiano, che abbiamo sospreso manno sicuro. Zioso. E nos hanno domandato, e t'ha cantato Pira sa volta, e t'ha cantato Soggi sa volta. A isso de gusta la si schingia gusto de cantones italianas e tutto de gusto che sono tutto bravo a sponarrare. Però a noi nos hanno precontato de gusto, quindi non è sospizzinoso che non si interessa. Se 2 bilatti su sa gara poetica a piazza
praticamente die de bighere sa festa. s'occasione, bighere, ecco. Bighere s'occasione. Bighere Sa die de s'occasione. sa occasione però che è criccata. S'occasione non nasce da nulla. Noi Ti queria preguntare un'altra cosa, ti firmo un minuto che noi siamo arregionatori così ammolnato noi sì, non mentovan pure, siamo stento a mentovu, che siamo buoni arregionatori. Non cappacolare mai a uno che se ne era Antonio Maria, ma... No, a questo non che lo potremmo scolare, però sa partita da nostra, noi il scuro non la faghiamo. Si sa val che sta rodata, messamo. Già messamo, la parte nostra non la faghiamo. Una cosa può serrare questo argomento che siamo abbarrati in vita zona, però per me è importante arregionare dessa gara di poesia che ammentammo sempre sta accompagnata da su tenore, è poesia cantata, non è poesia arregionata, nata o lezzida, è poesia inventata e su minuto cantendela e che su tenore che donzi verso, donzi duo, il verso scantato intrada e dai su tempo su e s'armonia a sa cantata. Come il sostempo de oie gara se ne va che galumeta. Sì. Se ne va che meta. Come in vita buona sorte questo ultimo anno siete pensa al merito tu, in parte, che dici ti bisogna impegnato che in certo scomitato se zovano o canno pure, poi Sant'Antonio, poi a Savine hanno battuto sospoetta, abbiamo scolato una bella serata. Hanno fatto una bella gara. E hanno fatto una bella gara. Questo cambiamento che è stato, che sa gente, si ammenta sempre con il poeta al manno, no? Ma, Geonaro, sos poeta al de commo, e terminare tu ed essa gara commo che scommo. Per me va cosa me da gallumi. Va valore mi il su che si fa che te. Tanto. Lo lasciamo a banda con il luogo comune che prima fin mezzo. Non si cosa, sul mastro di scuola pure non era anche fin in mezzo e oie, va buon mastro so che ische per scosa di accanto di schiano so scienziato adesso milli e cento, un po' di nard. E adesso che de canto di schiana quando bevi cubedo. Come a che colare a cubedo e a che colare a soggio non va bene, come non va bene a che colare a Dante e a Leopardi. Non bene da bene, che può fare poeta al Mannos. Non bene a che colare a Peppino Mereo. E quindi i sos poetas che cantano oggi sono buoni, che caso tempo su che è scolato, che ha colato 20 anni, che ha colato 40, che in tutta la storia di questo barantano. Poeta de oggi, ma poeta al bonoso. Come te vi prima a chi è spruso, namusu, tra virgolette, specializzato in un campo, come Tenaraini, e Bazzola sti storie, com'eda? Gavino Biredda, vi mitologi, com'eda? Peppe Soggio fi tutto. Peppe Soggio, che botta se. Però non sempre spolezzere no, voi scuri da sì a barrammo fai no, no, vabbè, noi sì. Però ecco. Questo zovano che bisogna noi. Binda buono, binda bessiduono. Sa parte solo si la vagano a beru. Si la vagano a beru, si chiede se che mento femma sa non mento vamos puru. Nammus che Bruno Agos, per esempio, ti va questo esempio di Bruno Agos che non è spruspizzino, è su Brummanno che bescommo. Adesso che in 97. Adesso che in 97 su Brummanno che bescommo e ha cantato in vita 86 che in soggio. Uno Gaduresio che io ad abita, ma io non te lo posso tornare in Gaduresio che tu ti indiriese. Vi cantetti voi con Cioano. Che è nato? Io è nato che museo invitare a questo Agus. Bene, andate, vi cantate il bus. Avvisatelo con gli canto, oggi vedo uno signore, no? E hanno fatto una bella gara. Se non fa errore a pattenne su nastro, però non lo può cattare, deve essere immagazinato. E siamo il faidene del 86, quindi Bruno Agus fizzovano dando e ha fatto una bella gara. E poi ha seguito a cantare che hanno fatto altre che soggio, che in Seu, che Masala hanno fatto Meda, che in Zizi, che in Bazzola, ha cantato che in Totto e non che è stato su poeta di transizione dai gudu mondo antico a questo mondo moderno adesso zovano e il se ha fatto gara al Meda
chi è imparentato pure, capisce come che è scogliuato a Ergoli e vive in Ergoli, imparentato che suo nipote di Samuzede, che è un grande poeta, Giuseppe Borcu, gara al meta che nisse, ma che ne Salvatore Scanu, che ne Mureddu, che ne tanto, e cantano tutto bene. Bel vestito come qualche anno fa che da cantare questo si è deciso, sa poesia o bieste o non bieste, non è che sa poesia di Naschedi, sa poesia su a cantare in poesia che ti Naschedi a 33 a 30 che vanno, l'asa. Diego Porco sa poesia la tenere. E resta adesso ultimo che il vestito, se non ultimo, a come tenere all'inizio, piegato su palco. E la fa che sa gara, la fa che è bella. È bene. De Santo Lussurgio. De Santo Lussurgio, ovviamente, sì. Lui è De Santo Lussurgio e altre, come magari che qualcuno me le dimentico pure, non è che. Però. Ma te gusto il Zovano, quando andiamo su. Gusto Diego, Giuseppe, che sono questa generazione adesso spizzino. Certo. E bel di Unigibitti, eccetera. Quando andiamo a ascoltare questa gara, io mi la registro pure, che è sempre bella da registrare, ma sempre cosa bella che narrare, cantano bene. Tu prima, quando tenias Alfa Romeo, andai a Alfa Romeo a Nuoro, oggi tenes un'altra avventura, e anda su Mattessi a Nuoro e a Olbia e a Castello, vi anda su Mattessi, oggi bisogna custos poetas. Sì, ma io che gli non arrescusto, io la vedo in questa maniera, come va, per spago gente che vi prova a cantare, prima provaiano tutto, in Donzida abbiate un montone di gente che schia a cantare in poesia, e so che alzaiano a palco vin separato, in mezzo a mizzas e mizzas de cantatori, come a cantare in poesia vi provano per spago. Bada uno motivo, bada un fondamento in questo. No, certo, motivo beste, però poi sa qualità è per spago, no? Sa qualità è per spago, ma è scambiato l'ambiente. Sì, questo è la verità, però che gli ho finito sul ragionamento sul fatto che si gusta il Zovano de gommo. Noi che lo scollocammo ed a si pesare in cuddo tempo su che vimulnende de cuddos altros poeta, tenzende commenta mastroso cuddos e cantende che in cuddoso, è come tutto cambia. Tutto, come tornare, si viene adattato a questa situazione, è nischido cantare in questa situazione, che sono gente vista, gente che sa poesia la tenede. Sì, la tenene, però manca l'ambiente, manca un presupposto. Prima si cantasse, ti fa questo esempio di uno che conosca il bene, no? Che poi mi scorregge perché prima che gli ha ponato fidi, no, este mischino, Zizi, sì. del su 28, Zizi quando vi fa Torino, veniva da dormire in bidi, no, ma decía la renta Buccheri. Già, li schimmus. E donzi sera, quando toccai da essere di dormire in bida, cantai di Sozzilleri in Oghe, a Culzo, a 20 metri da Inoghe. Cantai che si fece du Pau, che zi Antonio Maria Bala, e che sos poeta de Ida. Che in bida pure baia poetas che cantain, che noi non abbiamo sconnoto facendo esa gara, ma cantaini, e faghiana che abbiamo qualche poesia ai soro, de gussas che non sono abbarradas, ma in donzi logos, Masala, e su Bluzovano quel vestito da cantare che gli ha 6 anni, al Masala faghia esa gara, e la faghia bene pure. Mi ha contato una volta che a 3 anni si la faghia esa gara. Che abbia visto ambiente, che tutto cantai in poesia. Poi vieni da ambiente campagnolo, come questo pure il benzende manco. Ma non solo questo, io la dico qui. È che il bene da me da scrittura e sa poesia scritta. E non si è moldato sa zico tutto a sa poesia scritta. E abbiamo abbandonato un certo campo. È lungo, s'arregliono è lungo e noi che facciamo che lui a lo trattare. Però Geonaro ha un'ala sos poetas. E si può criticare pure, che è giusto che la gente che non alza da palco, l'altro tiene il diritto di criticare, bisogna mancare altro. Però sono di ammirare pure che sono gente che il mantenendo ferro in un tempo su gai difficile e in una camminera in pettorru. Mannu e sono mantenendo e già lo ammiro meda poi su chi sono facendo a satterare su pubblico pure così me che noi siamo stati il duo appassionato
ma esagerados pure, si cheriamo il fanatico de sa poesia. Però una parte manna dessa gente, una parte come de poesia e de come funziona tutto il sistema dessa gara, cioè il falato meda più sul livello del suo pubblico che non manco sul livello del suo cantatore, su parla il mio, cioè, vado un pubblico più spago, attento e capace di comprendere questa gara. È vero, però io mi ha fatto un pensamento proprio sull'ultima gara che abbiamo fatto e dopo fino al faedato che in Bruno e che in Farina. E che in Farina. E scommetto a metà cosa, no? Tu sei abituato a una cosa. Appena su un attrezzo magnetico, su un attrezzo automatico, è abituato a funzionare, quando lo lascia sanno il firmo. La meccanica, ecco. Su popolo, su pubblico, so che fino abituato prima a andare a ascoltare la gara poetica, che su tempo si sono disabituati. Prodotto quello il motivo, che vimmo nella televisione, so sanno scuola, padattero si interesse, non battempo su, non fa che in sa gara, in sa festa. Questo è il suo motivo principale. Fa che su una gara a gennaio per Sant'Antoni è bene di pagazente. Puitte bene pagazente. Però io non ero solo su pagazente, naro chi è proprio un fatto di educazione a sa gara, di attenzione, di abbarrare tutto guddora, sa gente de oie. No, questo è bene, questo è scambiente. Due, vedi se io vedo fotografie se fino al Bruno Agus a volte almeno fa che bidere o mi manda qualche cosa in sa spratta del suo capitano. Noi andiamo capitano abbastanza accudala, no? Però il soristanese, il suo capitano, il seglesiente, un po' a zighe di Bruspago, però poi sa spratta sorprena ancora. Non commente anni 60 in Ieburu che dia sazioso in questa fotografia sa setti in donzi luoghi, in donzi stradede, in donzi cradea in domo per esempio, essendo una domo salzata prima su valco non babbarrai cradea sa tutta pratta che sta gente vedi setti da tutti cudala ascoltende Serrammula la serrammo in una cosa si potremmo ancora spaziare l'importanza di questa poesia il suo cantico che vedi fai dende innanti il decommo de tenore il suo cantico sardo questa poesia è la base principale di tutto sia questa poesia che hanno scritto so poeta Almanno a Taulino commenta Peppino Mereu Mossa Montanaro e Cusso che su poeta a Surigra e scrive questa poesia per la cantare a Boghenotte, a Isterriadas, a Ballo, Calibone de su verso de 11, Bilubone de 7, s'attradia a penteso un muttu di un cantante che vedi de 8 sillabe, 9 sillabe, non bidorrada. Se no è il de 7 su muttu che canta a Boghe Chitarra, non bidorrada. E su poeta però lei ha sa gala esterminata canta il bella gussa, no? Perché si ha un muttu prolungato semplice, l'ha descritto Ciccio Piga, de Perfugas. E Gai este in tutti i canticos del suo canto sardu a Boghe Chitarra e a tenore. Su chi è pesa saoghe deve separare sa cantone che so s'accento il giusto che su poeta che ha su rigra iscriede e canta su poeta de palco canta da questa musica in conta tenore si canta a me da poesia se le ha dal desalgara sturo in torpè massimo in torpè prul de ateral bidas tradizionalmente cantaiamo sempre ottavas alleate cantate intese una volta che le imparai d'uno e poi che le imparai a musto. Questa è la sua importanza che su cantico e su tenore non nasce di Gaia a caso, nasce da una poesia bella, più bella è essa poesia, più poco è bella dene su chi pesa saoghe e più bello è su tenore. È una cosa naturale, è una cosa naturale. Andam parisi. Grazie Cosome, con questo bello conto. Azis ascoltado Modas, sas bogues de sos cantadores a tenore, su podcast de su progetto Modas.
Intervistas de Bustiano Pilosu. Produzione esecutiva de Diego Pani. Registrazione audio de Bustiano Pilosu e Gigi Oliva. Editing e mixaggio de Roberto Macis. Sigla e presentata de sas puntadas de Diego Pani. Sa sigla è su ballo dorrau de Vonne, cantato da su concordo su connotto. Su podcast de Modas est un trabalho de SISRE, Istituto Superiore Regionale Etnografico de sa Sardegna.